Bene cari amici di mattoscacco.com, oggi parliamo di aperture e soprattutto di aperture dedicate ai principianti e ai metodi in cui queste devono essere studiate, perché si perde spesso troppo tempo dietro queste aperture, si commettono spesso troppi errori e cerchiamo di capire come bisogna agire. Allora, innanzitutto si fa spesso confusione fra libro di apertura e repertorio. Il libro di aperture è quell'insieme di varianti che scaturiscono dalla tua apertura che devi conoscere abbastanza bene. Esempio, supponiamo che tu preferisca aprire con pedone di re, devi conoscere le principali continuazioni. Da sinistra verso destra abbiamo cavallo F6, E5, E6, D5, D6, C6, C5, cavallo C6, eccetera, eccetera, tutte anche le difese moderne. Quindi queste sicuramente devi conoscerle. Per quanto riguarda invece il repertorio, è quell'insieme di partite che tu prenderai come modello di grandi maestri dal quale tu potrai carpire i piani principali. Ecco, quello è il repertorio, avere un 5, 6, 7 partite ben magazzinate dentro di te dai quali potrai poi prendere spunto per le tue partite stesse. Ritornando al libro di aperture, questo deve essere imparato a memoria. Ci sono due modi per memorizzare le aperture. Il primo è imparare a memoria la successione di mosse, esempio, dopo di questa c'è questa, dopo di questa c'è questa, dopo di questa c'è questa, poi viene questa, poi viene questa, poi viene questa, poi metto questo e poi metto questo. Ok, può funzionare sicuramente, questo è un po' come imparare la pappardella a memoria, come quando alle elementari la maestra ci chiedeva di imparare a memoria una poesia e noi la imparavamo giusto per non fare brutta figura all'interrogazione e la settimana successiva già ce l'eravamo già dimenticata tutta e può sicuramente funzionare. L'altro sistema invece, più che imparare mossa per mossa, sta nell'imparare gli schemi. Esempio, se io so che mi devo ritrovare in questa posizione, ripetiamo ancora le mosse, so che io bianco mi devo ritrovare con questi due cavalli su queste due case nere con di fianco il pedone, io so che devo arrivare a questa posizione, poi ci penso un attimino come arrivarci. Per farti un altro esempio, se sto trattando il sistema colle, io so che il sistema colle si orienta con queste mosse, che poi la donna può andare di qua o può andare di qua a seconda dei casi, arrocco seguito da torre 1 e spinta del pedone. Ora, se io so che più o meno lo schema da raggiungere è questo, non importa come lo raggiungo, cioè ci possono essere delle trasposizioni di mosse sicuramente, quindi non è un problema, l'importante è sapere la struttura. Quindi se io so che c'è questo pedone e c'è questo triangolo di pedoni che fa scudo a questo alfiere campochiaro, poi so che il cavallo di re si sviluppa nella sua naturale casa, mentre il cavallo di donna si sviluppa davanti alla donna, essenzialmente ho già imparato lo schema, non devo imparare a memoria la successione di mosse. E se decidi di utilizzare delle varianti, utilizza le varianti principali, non utilizzare le varianti secondarie. Te lo spiego subito, ti do subito la motivazione. Magari è interessante esplorare quelle vie poco battute, però ormai oggi grazie ai computer abbiamo praticamente tutti i sistemi e tutte le statistiche su un grandissimo numero di partite e se le aperture più giocate sono E4 e D4 e non F4, c'è un motivo. Semplicemente questo tipo di apertura, a differenza delle altre, dà al bianco un 5-6% di possibilità in meno di vincere la partita. Quindi un giocatore di alto livello non andrà mai a giocare questa se parte già con un 5-6% in meno rispetto ad altre aperture più forti. Stessa cosa vale per le varianti secondarie. Probabilmente con una variante secondaria riuscirai a stupire un principiante o un giocatore di medio livello, ma già giocatori di alto livello no, perché sanno qual è la continuazione migliore contro la tua variante secondaria. Ci sono delle varianti di dubbio. Esempio,
Facendo sempre un esempio nella nostra siciliana, dopo questa presa ci sono tante continuazioni, abbiamo D6, abbiamo i 6, abbiamo i 5, abbiamo il G6, insomma ci sono tante continuazioni. La meno giocata è D5. Ora, se il bianco lo prendiamo alla sprovvista perché non conosce questo tipo di variante, è interessante. Magari il bianco si fa prendere dalla foga, ci cattura il pedone, noi arriviamo con la donna al centro e siamo messi bene. Ora c'è un cavallo sotto, perciò questo cavallo, perciò non si può né minacciare la donna in questo modo né in quest'altro, altrimenti noi semplicemente andiamo. E se questo cavallo si toglie, noi andiamo a catturare la donna, quindi c'è bisogno di sostenere, insomma, non è magari la migliore delle posizioni e il nero sta molto bene. Se però il bianco è un giocatore forte e sa quali sono le migliori continuazioni per battere questa sorpresa, per esempio basta anche alfiere B5, beh, sono cavoli amari perché noi prendiamo il pedone, cavallo per C6, alla prossima c'è uno scacco di scoperta con l'alfiere. Il nero intanto cambia le donne facendo sì che il bianco non può più arroccare. Ora A6 e qui non si teme lo scacco di scoperta perché dopo che togliamo il cavallo il pedone cattura l'alfiere, quindi l'alfiere è costretto a ritirarsi in A4, alfiere D7 per togliersi dall'inchiodatura e ancora si gioca questa volta sull'infilata. Se si toglie il cavallo prendiamo l'alfiere, quindi cavallo C3 per difendere l'alfiere e cambio e cambio. Ora, sì, il nero ha qualche pedone in più, ma non c'è minimamente paragone a livello di struttura pedonale, pedoni da soli, isolati, questo pedone è praticamente andato, quindi sta molto meglio il bianco proprio perché sapeva come continuare questa variante secondaria, quindi non è una buona mossa andare a trovare varianti che poco conosciute e poco giocate. Andiamo su quelle che veramente sappiamo essere vincenti. Per esempio Fischer, parlando di grandi giocatori, utilizzava nella spagnola spesso la variante di cambio. Ti faccio vedere qual è. E4, E5, cavallo punta sul pedone, cavallo difende il pedone, alfiere che va a minacciare il pezzo che difende il pedone, A6, variante di cambio. Ora, man mano che siamo andati avanti, abbiamo visto che questa variante di cambio è utilizzata per il 30% delle volte e non è la migliore, mentre la migliore è alfiere A4 utilizzata per il 36% dei casi. Quindi se la teoria ovviamente con l'avanzare del tempo si è sviluppata, anche noi dobbiamo svilupparci, cioè non dobbiamo rimanere ancorati a vecchie partite e magari studiare tutte le partite con la variante di cambio se poi si scopre che non è proprio la più forte. Quindi dobbiamo continuare a rimanere aggiornati anche noi. Ora, quando si sceglie un'apertura secondaria ci sono tre principali aperture secondarie. La prima è quando si sceglie un'apertura molto nota che però non si gioca più. Esempio, il gambetto di re, questo tipo di apertura tantissimo giocata in passato e spesso la si vede anche nel gioco veloce, non è più giocata perché si sono viste delle linee che sono molto forti per il nero e quindi il gioco non vale più la candela. Poi ci sono tipi di varianti secondarie meno giocate, per esempio E4, G6 è un tipo di difesa che si può giocare, difesa moderna, dove poi l'alfiere andrà in fianchetto, probabilmente si giocherà D6, eccetera, eccetera. Magari si rientra poi in altre varianti, magari una sorta di siciliana, e poi ci sono varianti meno note ma comunque dubbie. Ma a livelli alti abbiamo visto che queste cose non funzionano, quindi se proprio si deve scegliere una variante secondaria ne scegliamo una dove non ci sono contestazioni, cioè nessuno dice che se il nero gioca G6 perde, no, si può tranquillamente giocare, magari non è
fra le migliori, ma si può comunque giocare, non ci sono ancora controindicazioni contro questo tipo di difesa, quindi questa è assolutamente giocabile. Altra domanda, ma mi conviene utilizzare nel corso delle mie giocate tante aperture differenti così non mi annoio o utilizzo sempre la stessa? La risposta è cercare di utilizzare la stessa e di diventare esperto in quel tipo di apertura, perché i rami delle varianti sono veramente così tante, così estese, che è difficile trovare qualcosa, di essere abbastanza bravi a giocare tutte. E ci sono gran maestri che utilizzano sempre la stessa tipo di difesa o di apertura, quando cambiano perdono e, e questa è semplicemente la spiegazione. Ehm, l'altra cosa di cambiare spesso apertura è appunto il fatto di annoiarsi, perché se io apro sempre così so già più o meno che tipo di gioco andrò a trovarmi sicuramente, quindi magari delle volte uno dice cavoli, io faccio questo tipo di apertura, così mi porta ad altro tipo di gioco, eccetera, eccetera. Sì, sicuramente, però se non sai poi i piani strategici, i punti di attacco, in che modo sviluppare il tuo esercito, diventa difficile. Certo, i principi generali vanno sempre bene, ma bisogna sapere bene la possibilità. Altrimenti andiamo incontro a un tipo di apertura dove noi non sappiamo nulla, il nostro avversario invece è preparatissimo e rischiamo veramente di essere travolti. Quindi bisogna scegliere l'apertura anche in base al tuo stile di gioco. Vedremo fra poco che ci sono delle posizioni più aperte e posizioni più chiuse, anche in base anche al proprio carattere. Si dice che vedendo giocare una persona a scacchi si può sapere tantissimo del suo carattere. Ora voglio darti qualche piccolo consiglio che sicuramente avrai letto anche da qualche parte, ma ripeterlo non fa mai male. Allora, primo consiglio è di non giocare mai senza un piano. Qualsiasi mossa che fai deve essere il piccolo mattone di un grande progetto. Quindi non fare mosse di attesa o mosse di profilassi inutili. Cerca di creare un piano d'azione. Seconda regola, non essere passivo, cerca di essere sempre attivo perché altrimenti rischi di essere travolto dal tuo avversario perché avrai pezzi più attivi e riuscirà a trovare una via di fuga all'interno della scacchiera. Terzo consiglio, memorizza appena possibile la tua apertura principale in modo tale da poterti destreggiare meglio sulla scacchiera. Consiglio numero 4, non muovere sempre lo stesso pezzo più volte in apertura. Questo ti porta a fare delle perdite di tempo. Consiglio numero 5, non muovere la donna troppo presto. Spesso si vede all'inizio, proprio all'inizio, fare questo tipo di giocate qui oppure dopo che il nero si è riuscito a difendere, cioè cavolo, quante volte me la vuoi far muovere questa donna? Quindi cerca di sviluppare tutto il tuo esercito, non sempre solo lo stesso pezzo. Non giocare veloce, altro consiglio, cioè non è una gara a chi muove più veloci i pezzi, no, questi sono scacchi, un gioco ragionato, bisogna pensare. Non lasciare mai il re da solo, non lasciarlo scoperto perché ricordati che lui l'obiettivo del tuo avversario. E ultima cosa, non utilizzare solo metà del tuo esercito, utilizzalo tutto, portalo tutto all'attacco, ovviamente crea una solida difesa, ma utilizzalo tutto. Adesso invece vediamo un piccolissimo riassunto delle principali aperture suddivise in gioco aperto, semichiuso e gioco chiuso. Bene, vediamo quali sono le principali aperture di un gioco aperto. Per chi è un carattere vispo, coraggioso, sprezzante del pericolo e che gli piace soprattutto calcolare all'interno del gioco dei scacchi. Quindi E4 e 5 danno via ad un gioco aperto. Parlando sempre dell'apertura di re, E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5. Sempre un gioco aperto. Vediamone un'altra. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4. E questo era il gioco italiano. Adesso vediamo la partita di gioco piano. E4, E5,
cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4 e simmetricamente alfiere C5. E adesso la variante dei due cavalli E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, cavallo F6. Altra variante è il gioco scozzese E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, D4. Tutte queste sono varianti molto aggressive. Difesa russa E4, E5, cavallo F3, cavallo F6. Questa è una bellissima sorpresa per il vostro avversario. Vediamone un'altra, sempre aggressiva. Gambetto di re, già accennato prima, ma lo rivediamo. F4. Vediamo altre due soluzioni, che è il gioco viennese con cavallo C3. Quindi non più il solito cavallo F3, ma cavallo C3. E come ultima, l'apertura d'alfiere, alfiere C4, che lascia spazio a tante continuazioni. Vediamo adesso le varianti di gioco semi-aperto, quali sono le aperture. Difesa siciliana, E4, C5. Difesa francese, E4, E6. Difesa Caro-Kann, E4, C6. Difesa Alekhine, E4, cavallo F6. Difesa Pirc, E4, D6. Difesa moderna, E4, G6. Difesa scandinava, E4, D5. E difesa Nizmovic, E4, cavallo C6. Vediamo adesso quali sono quei tipi di giochi chiusi. Le aperture di donna sono ovviamente, fanno parte del gioco chiuso, quindi D4 e D5. Gambetto di donna, D4, D5, C4. Gambetto di donna declinato, per esempio con E6. Difesa slava, che dopo C4 si risponde con C6. Gambetto di donna accettato. Torniamo indietro. Sistema colle, l'abbiamo accennato prima, cavallo F3, cavallo F6 e 3. Il sistema di Londra, D4, D5, cavallo F3, cavallo F6 e alfiere in F4, quindi togliendo l'alfiere dalla propria catena di pedone. E infine abbiamo l'attacco torre, D4, D5, cavallo F3, cavallo F6 e alfiere in G5. Ecco, queste erano le principali difese, poi ovviamente bisogna entrare più in profondità per scoprire quali sono i vantaggi, i pro e i contro di ogni tipo di apertura. Se hai sete di conoscenza e vuoi scoprire meglio cosa c'è dietro ogni singola apertura, allora ti consiglio di visionare il videocorso di scacchi e in descrizione di questo video troverai il link per accedere, dove troverai 6 ore di video lezioni dedicate interamente alla teoria delle aperture. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao da mattoscacco.com.